No, finalmente dopo anni di pandemia, di Covid, riusciamo a ritornare nei nostri luoghi e a premiare le nostre eccellenze artigiane. Noi in passato avevamo già premiato 270 aziende, l'ultima mi pare nel 2019, e adesso finalmente possiamo riprendere a premiare le nostre eccellenze artigiane. Oggi in sala avremo in teoria 82, 4 non possono venire, 78 realtà di tutto il nostro territorio, dei 24 comuni che rappresentiamo, e anche aziende da fuori territorio che ricevono da noi il riconoscimento di azienda artigiana. È un riconoscimento immateriale dove uno può fregiarsi, si può fregiare e anche inserirlo nella propria documentazione, nelle fatture, nelle lettere di accompagnamento, per dire abbiamo 40 anni di storia e quindi è un qualcosa che noi dobbiamo apprezzare, anche perché molti dei nostri artigiani sono schivi. Per loro i 40 anni sono passati talmente in fretta, perché molti di loro è la loro vita, l'azienda, che non si accorgono che sono già passati, ripeto, 40 anni, ed è giusto magari celebrarli, e non è una celebrazione nostra di Confartigianato, tantomeno del Presidente. Vogliamo celebrare loro per l'impegno che hanno profuso in tutti questi anni. Io prima, firmando gli attestati, mi sono fatto spiegare dai nostri responsabili dell'area sindacale, mi hanno dato anche qualche accenno, si spazia tutto l'universo mondo delle imprese. Il classico mondo dell'edilizia è super rappresentato, perché dei nostri soci abbiamo circa il 60-70% che fa parte della filiera dell'edilizia, quindi imprese edili, termoidraulica, impiantisti, ma poi c'è molto altro. Poi siamo nel distretto della calzatura, quindi molti di queste aziende lavorano o direttamente nella produzione di calzature o terzisti della calzatura, ma dopo c'è il comparto del mobile, il comparto del tessile e abbigliamento, il comparto dei servizi, c'è di tutto di più. Sicuramente adesso li stiamo cercando di accompagnare perché è qualcosa che stiamo facendo anche noi, superare questo periodo che è difficile per loro e è difficile anche per noi, però negli imprenditori artigiani è innata la capacità, la forza, la capacità di resilienza, quindi di piegarsi e poi ritornare alla forma naturale, e quindi è quello che noi vogliamo fare. Qualcuno sicuramente lo perderemo per strada, qualcuno l'abbiamo perso, però speriamo che da questi ne nascano anche altri. Questo è anche un bel segnale che danno le passate generazioni, le generazioni future, sull'importanza sociale anche dell'impresa, perché molti riconoscano il valore e si impegnino. Forte anche l'attività che sta facendo Confartigianato assieme alle altre associazioni per impegnarsi nell'orientamento alla scuola e nell'orientamento al lavoro, perché c'è un momento dove tutti parlano e vogliono Made in Italy, però il Made in Italy bisogna anche trovare qualcuno che lo sappia fare, e queste persone lo sanno fare, ed è bene che ci siano anche il passaggio. Non è detto che deve essere per forza un passaggio di conoscenze all'interno della compagine familiare, può essere anche che qualcuno il passaggio di impresa lo ha verso l'esterno, perché magari un giovane appassionato di fotografia, guardo l'ex fotografo nonché presidente ANAP, e magari cerca qualcuno che ha un laboratorio di fotografia che sta per chiudere, per imparare e prendere il testimone. Allora, io, essendo il presidente dei pensionati della Confartigianato, conosco bene la storia, no, del tema del passaggio generazionale. Abbiamo speso fiume di inchiostro, non è facile, i tempi sono cambiati. Naturalmente molte volte i figli prendono altre strade perché studiano, però ci sono dei bei esempi di successo, però il successo parte da un buon passato. Se il fondatore dell'azienda ha un buon passato, sono le premesse per le fondamenta di un buon futuro. Non è facile, perché oggi come oggi non c'è questa tanta voglia di fare impresa da parte dei giovani, però spero che si possa invertire la rotta, che più avanti qualcuno si metta a fare impresa come noi. Ma è un argomento molto sentito da parte nostra, di Confartigianato, delle aziende artigiane, perché proprio per la mancanza di questo passaggio dei giovani, questo approccio sia dei figli che delle nuove leve, degli studenti, noi ci stiamo proprio affacciando al mondo, anche il mondo scolastico, con l'orientamento scolastico, proprio per far conoscere, e questo è il passaggio importante, far conoscere l'azienda artigiana oggi, in questi anni 2000, perché le cose sono cambiate rispetto alla vecchia tipologia, alla vecchia concezione dell'artigiano, quindi molto più strutturato, molto più tecnologico,
rispetto a un tempo, e noi cerchiamo di fare la nostra parte con conoscenze, con la collaborazione con le scuole e accogliendo anche le nuove leve, cioè accogliendo con visite guidate nelle nostre aziende. Noi in qualche maniera cerchiamo di strutturarci e anche di essere, essendo consapevoli di questo problema, di essere aperti ad accogliere, ospitare e guidare proprio il giovane per affacciarsi a questo mondo che è tutto da scoprire.